Allora, cari telespettatori, rieccoci insieme. Allora, abbiamo il collegamento telefonico con Piero Luzzante, consigliere regionale. Ben arrivato qui con noi, consigliere. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Eccola, eccola qua, buonasera. Allora, guardi, siccome parlando appunto di mafie, di ecomafie, di gestione appunto illecita dei rifiuti, accennava il nostro ospite a un discorso di responsabilità anche della politica. Lei si è occupato per lungo tempo, se vuole... È caduta la linea, mi sa. Allora, chiediamo alla regia che ci recuperino la linea con il consigliere regionale Ruzzante. Nel frattempo, chiedo un po' a lei, responsabilità della politica c'è? La responsabilità Sempre con della... le dovute parole, lei è No, la bravissimo. responsabilità della politica sta nel ruolo e nelle persone. È chiaro che se una persona, sia della politica, però in senso lato, in senso più ampio, come ci hanno insegnato i greci, cioè nella gestione della polis, non è solo l'eletto, ma la politica è anche il dirigente della pubblica amministrazione. Ha un ruolo, correttamente, come diceva Livorno prima, di vigilanza, di controllo. Ma Io, quella è quella secondo me è la io aggiungerei anche burocrazia. di prevenzione in molti casi, perché la percezione di alcuni fenomeni la riusciamo ad avere anche prima che avvengano. Per cui il ruolo responsabile della politica ci deve essere. Quando si parla di responsabilità della politica non è un'accusa, ma è una consapevolezza di problemi che vanno governati e molto spesso guidati e coordinati. Ossia, l'ammassamento di quei rifiuti nelle aziende hanno due uniche alternative, perché la terza è quella legale. Le due alternative sono o si incendiano e quindi ritroviamo tutta quella casistica che ad esempio in Lombardia è fortissima, Dopo ne cioè parliamo, dopo parliamo incendi anche dei molto roghi di cui frequenti di accennava questi roghi che vengono poi a generare una serie di problematiche terribili. e dall'altro lato affidarsi a chi ti risolve il problema in modo amichevole, classico approccio di Cosa Nostra di molti anni fa con l'amico. Quindi è chiaro che la politica deve percepire non una dinamica storica del io ho messo in piedi il sistema dello smaltimento dei rifiuti e la raccolta differenziata. In Veneto e in Italia siamo tra i E primi me ne posti a lavo le livello mani, europeo ed è finita lì. Devo guardare la realtà consapevolmente di quello che è la dinamica sociale ed economica. Perfetto. Dottor D'Agostino, un attimo solo che forse abbiamo di nuovo il collegamento con il consigliere Ruzzante. Consigliere con Sì, noi? sono qui, buonasera. Eccola Sì, qua, benissimo. buonasera. Lei si è occupato a lungo di queste problematiche, vero? Assolutamente sì, fin dal fatto che abbiamo approvato una legge per contrastare i fenomeni mafiosi in Veneto nel lontano, dico lontano 2012, la legge 48 del 2012 è stata approvata all'unanimità, ma alla quale ho lavorato particolarmente Che e ho dice cosa? sollevato il problema. Che dice cosa proprio per i nostri telespettatori? Perché io l'ho letta, però magari non ne sono a conoscenza. Beh, è una legge che riconosce intanto l'esistenza del fenomeno mafioso all'interno del Veneto, quindi la questione della mafia non può più essere limitata ad alcune aree del paese. Ricordo una polemica di alcuni anni fa in cui Saviano venne attaccato da parte dei dirigenti della Lega Nord dicendo ma il problema della mafia non esiste al nord. Come non esiste? Esiste come? Basti citare un dato su tutti, sui 250 casi di incendi all'interno degli impianti di trattamento dei rifiuti, la metà degli ultimi 4 anni, la metà sono avvenuti al nord. Quindi stiamo parlando esattamente di questo, la mafia segue l'odore del denaro, diceva un grande magistrato italiano, e il denaro è più presente al nord, quindi da questo punto di vista non c'è ombra di dubbio che quello che è avvenuto è stata una trasformazione delle presenze, delle infiltrazioni di carattere mafioso, con particolare riferimento all''ndrangheta, particolarmente veloce e presente nel nostro territorio. Quindi quella legge regionale è stata intanto come primo elemento il riconoscimento dell'esistenza di un fenomeno, perché l'unica maniera per contrastare un fenomeno è riconoscerlo. Se si continua a dire che la mafia qui non c'è, si sbaglia e si sbaglia gravemente. Secondo luogo, attraverso quella legge
si promuovono una serie di controlli, per esempio sugli aspetti ambientali, perché c'è stata, e questo l'ha dimostrato più volte la Commissione Nazionale Antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia attraverso i propri documenti, che la connessione in particolar modo nel settore dei rifiuti e questi incendi così presenti. Io ho fatto decine di interrogazioni in Consiglio regionale rispetto a situazioni non certo di autocombustione, non una combustione dovuta al calore dell'aria, ma l'elemento doloso. Certo, rifiuti assolutamente dolosi che sono avvenuti circa una trentina negli impianti di rifiuti e un'altra ventina connessi al trasporto, per esempio, dei rifiuti, quindi con funzioni probabilmente ricattatorie o comunque di tentativo di incidere e di entrare nelle economie legate e connesse Ma alla gestione dei rifiuti. scusi se la interrompo così, ma queste sue interrogazioni a cosa sono valse? Alla fine che cosa... Sono valse a sollevare un problema, cioè non è possibile che accadano circa 50 episodi relativi alla gestione dei rifiuti, ripeto, parzialmente negli impianti, altri nel trasporto, e nessuno si accorge di una connessione di questo. Per mesi la mia è stata una voce solitaria. Oggi la Regione Veneto ha siglato un accordo con le forze della Guardia di Finanza e della magistratura per mettere sotto controllo questi episodi, per capire quali sono le connessioni e le implicazioni tra ciò che avviene all'interno della gestione dei rifiuti e le connessioni con il sistema mafioso presente nel nostro territorio. Allora questo è stato importante, come nella legge regionale è importante tutta la parte educativa nei confronti delle scuole, formativa, sì. Formativa. Abbiamo istituito una giornata della legalità nel Veneto che in qualche modo serve non solo a ricordare le vittime, coloro che sono caduti nella lotta contro la mafia e per la legalità in questo paese, ma educa i giovani alla legalità, perché la prima maniera per contrastare la diffusione delle mafie è quella di educare i giovani alla legalità, quindi anche questi sono aspetti importanti contenuti nella legge. Nell'ultima discussione sul bilancio ho anche inserito un tema, un grande tema, un tema molto importante, più di quello che si pensa, perché i beni confiscati alla mafia non sono solo al sud, sono anche al nord e sono molto presenti anche nel nostro territorio. Allora la legge 48 del 2012 su questo era già abbastanza chiara, però ho voluto porre due priorità per il riutilizzo di questi beni, perché trovo scandaloso che nell'ultimo decreto sicurezza si sia data la possibilità ai privati di poter riacquistare i beni confiscati alla mafia. Vuol dire che attraverso dei prestanome la mafia può ritornare in possesso dei beni della mafia. Questa è una grande sconfitta per tutto lo Stato. Allora io ho messo due priorità: che il riutilizzo dei beni confiscati abbiano un utilizzo sociale innanzitutto, e in punto secondo un rapporto diretto con l'associazionismo. È la cosa più bella che dei beni che prima erano della mafia vengono confiscati e vengono riutilizzati con finalità sociali diametralmente opposte a quelle della mafia. Chiaro, chiarissimo. Magari a un associazionismo che combatte la mafia nel nostro territorio. Grazie. Ecco, sono cose concrete, come vedete, non sono... No, ma è importante saperle, perché non è che se ne parla di frequente. Dottor D'Agostino, deve domandare qualcosa? Anzi, ringrazio la vostra... No, resti in linea un attimo ancora, consigliere. Sì. Volevo chiedere un ultimo aspetto. Allo stato attuale, che cosa c'è di cosa ci sarebbe importante da fare per qualcosa in più e che non si è fatto, che è rimasto bloccato lì, al di là di queste sensibilizzazioni, di queste azioni, eccetera, di contrasto? Due cose secondo me sono assolutamente importanti. In primo luogo finanziare la legge 48 del 2012, perché quest'anno non ha... ok.
Ci siamo trovati, ogni anno dobbiamo fare una battaglia perché la legge venga finanziata in maniera adeguata. Quindi la prima questione è crederci fino in fondo e credere che si può ancora contrastare nel nostro territorio un'infiltrazione che è sicuramente giovane, cioè nel senso che è una presenza abbastanza recente, però dobbiamo crederci fino in fondo che le istituzioni possono e devono fare di più. In secondo luogo, secondo me questi fenomeni vanno contrastati attraverso infiltrazioni, cioè noi dobbiamo e abbiamo la necessità di penetrare quindi in questo tessuto. Esattamente, penetrare dentro questo tessuto attraverso infiltrazioni che siano in grado di svelare i piani della mafia, della camorra, dell''ndrangheta, attraverso anche forme di sostegno e di aiuto alle persone che sono in grado di svelare questi meccanismi. segreti e questi meccanismi che avvengono. Dare una mano insomma a soggetti sani di denunciare quello che sta avvenendo nel Veneto, come si sono fatti per tanti altre parti d'Italia, altri vicende, insomma, per chi esce dalla prostituzione, a dargli la possibilità di reinserirsi e dargli una mano. E la stessa cosa ha funzionato molto contro la mafia. I pentiti di mafia sono stati l'elemento determinante per sconfiggere parzialmente, insomma, almeno in alcune battaglie, la mafia al sud. Perfetto, grazie molte consigliere. Grazie a voi per aver dedicato un po' di tempo a questo tema. Buon lavoro. Grazie. Allora, questo aspetto qui, lavoro di magistratura, non solo di intelligence, ad alto livello, si sta attuando? Ma sicuramente sì, c'è una fortissima attenzione da parte quindi le procedure che vengono utilizzate delle forze di polizia. Peraltro c'è una grande specializzazione ormai di vari corpi che sono ormai non solo consapevoli dell'aspetto prettamente, diciamo, letterario teorico di quello che sono i fenomeni, ma riescono a leggere l'evoluzione dinamica di queste organizzazioni che sui territori si assestano ed operano. Quello che ad esempio sta accadendo e si vede in alcune inchieste, parlo ad esempio di alcuni che sono in Lombardia, è che si nota come l'azione di contrasto non si ferma esclusivamente alla singola persona, ma si interviene sull'organizzazione, ossia sulla società. E quindi l'utilizzo di strumenti tecnici, adesso vorrei evitare di entrare su alcuni aspetti prettamente tecnici, ma ad esempio la capacità di saper utilizzare bene quelle che sono le misure del decreto legislativo 231 del 2001, ossia la responsabilità amministrativa delle imprese, che consente non solo il sequestro ma il blocco e una migliore gestione della impresa sequestrata, serve a evitare che poi basta sostituire un nominativo, una persona, mettere una testa di legno per poi riniziare comunque in ogni caso la stessa attività che era stata sospesa. Tecnicamente il termine arresto significa fermare, per la persona fisica significa arrestarla, quindi metterla in carcere piuttosto che domiciliari. Per un'azienda arrestare significa bloccare il processo produttivo. Esatto, però e questo significa sostanzialmente agire con strumenti nuovi, agire in coerenza con quello che è la dinamica, per cui la capacità oggi dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, e poi deve essere anche della pubblica amministrazione, tanto della regione quanto dello Stato, di favorire questa metodologia di aggressione. E io volutamente parlo di aggressione perché dobbiamo con civiltà saper essere aggressivi nei confronti di un fenomeno che non è arginabile così semplicemente. Interessi troppo grossi. Andiamo in pubblicità, però prima voglio sentire a questo proposito lei, segretario, perché quando si parla di bloccare, arrestare aziende, sistemi produttivi, eccetera, entriamo un po' in un loop come quel discorso dei beni confiscati alla mafia che vengono bloccati, tanti lavoratori perdono il lavoro, eccetera. Cioè ci sono i pro e i contro della situazione. Da un lato positivo l'effetto, blocchi tutto, eccetera. Dall'altro, io lo chiedo a lei come sindacalista, sappiamo che dove... Ma quel tipo di blocco serve proprio a non bloccare l'attività produttiva. Serve a evitare che si sostituiscono le persone. Sì, no, ho capito perfettamente. Dica due parole su questo. Allora, io voglio dire questo. Noi giustamente parliamo di infiltrazioni criminali, mafiose, eccetera, che sono comprovate e acclarate.
Non dobbiamo solo però ragionare con l'idea di avere un nemico alle porte. C'è un nord puro, assediato da barbari che picchiano alle nostre mura per invaderci e per portarci in malaffare. Ma non è assolutamente, non è così. Non è il modo, Perché, o modus operandi non è questo. Non è così, perché come dire, il nemico noi ce l'abbiamo in casa. Ce l'abbiamo in casa ed è tutta quella politica o quella mala politica che negli anni non ha voluto, per scelta, introdurre gli anticorpi giusti, perché in Veneto non abbiamo avuto scandali enormi, basti pensare al Mose o altre vicende enormi con tutta la gestione degli appalti pubblici, dove ruotano miliardi, e sono fenomeni che si sono sviluppati qua, dove certo anche interessi malavitosi hanno avuto il loro tornaconto. Ma il fenomeno della corruzione, che poi alla fine è il problema dei problemi che noi abbiamo oggi in Italia, è un fenomeno culturale che non si potrà mai arrestare, perché non sarà mai possibile arrestare nel senso delle forze dell'ordine, perché tu non puoi mettere un magistrato, un carabiniere, un poliziotto in ogni dove. È un problema culturale, perché è passato un messaggio negli anni che pagare le tasse è da furbi, che evadere è da furbi, che fregare è da furbi e che solo i fessi pagano e lavorano onestamente. Non è così, non può essere così. Va fatta un'operazione culturale profonda, perché questo Paese verrà fuori da questa melma che dura da 30 anni solo se si rimetteranno a posto determinati valori, perché quando non ci sono determinati valori si crede a tutto e quindi a niente. E questo è un dramma in cui noi oggi viviamo. Cioè, noi parliamo di rifiuti, parliamo di differenziata, no? Tutte cose importanti, giuste, ma andiamo a vedere i veri interessi che ruotano attorno. Noi abbiamo società pubbliche che distribuiscono dividendi ai comuni, non quotate, società totalmente pubbliche che distribuiscono dividendi ai comuni, provenienti dalla differenziata. Quei soldi non devono servire per distribuire dividendi ai comuni, per pagare questa o quella prebenda politica, per finanziare questa o quella campagna elettorale. Quei soldi vanno restituiti ai cittadini perché devono essere investiti in qualità del servizio e in riduzione delle tariffe. Non è possibile che la percentuale di differenziata sale e le tariffe restano uguali, Anzi, o aumentano. C'è qualcosa che non funziona. In quel qualcosa che non funziona si annidano e si nascondono interessi enormi su cui bisogna accendere una luce, perché gli affari si fanno al buio. I grandi affari vengono fatti al buio, nei sottoscala, dove non c'è l'informazione, dove non c'è la conoscenza. Quindi, siccome la parola non ce la può togliere nessuno, va fatta una grande operazione di verità, di trasparenza, di messa in luce di quelli che sono enormi interessi occulti. Perfetto, dopo la parola andiamo per subito in pubblicità. Stavo dimenticando di dirmi, anche se ce l'ha sempre in mano qui presenti, lo davo quasi per scontato, Salvatore Livona ha scritto un libro su tutto questo, quindi lo trovate in Quanta bella monnezza, cronache del mitico nord-est di ordinaria disamministrazione, con Gianluca Zanella, prefazione di Alberto Pierobon di appunto Salvatore Livona. Eccolo qua il manualino per istruzioni per l'uso. Benissimo, andiamo in pubblicità rapidissimi, poi torniamo insieme.